Lettera 12. Palermo, casa di reclusione Uccerdone, 18 agosto 2024. Carissima amica mia Ale, come stai? Spero bene. Spero che questo caldo disumano ti ha convinta a andare al mare. Ale, sto andando avanti con il racconto. Ti ho inviato 3 lettere in questi giorni. Ale, il destino fa brutti scherzi a volte. Io fino a ieri sono arrivato con il racconto al nostro arresto la notte del 17 agosto 2015 verso le 2 e sono accorto che era proprio il momento in cui scrivevo a te 9 anni dopo. Ti giuro, è incredibile. Ieri avevo 20 anni, oggi 29 anni. Il tempo passa in fretta. Quando mi hanno ucciso con i 30 anni di condanna ho detto sarà la mia battaglia che darà senso alla mia vita. Perché ero ragazzo, ero giovane, pieno di vita, avevo avanti a me tutto. Ho detto va bene, lottiamo, perché vivo con un sentimento che mi fa stare più che sereno e fiducioso. Quel sentimento si chiama la mia innocenza. Ho accettato di fare il detenuto, essere chiuso, rispettare la legge, ma sono orgoglioso di me stesso perché non ho il senso di vendetta. Sono orgoglioso perché qui dentro ho acquisito la mia libertà. Qui dentro ho conosciuto i diritti. Qui dentro, tramite la mia storia, ho conosciuto la giustizia. Sono orgoglioso anche del fatto di credere profondamente nella democrazia. Sono orgoglioso perché ho dato immagine diversa, anzi, ho fatto cambiare idea verso i libici. Ho dimostrato che non siamo tutti violenti né assassini. Sono felice e orgoglioso perché ho conosciuto te e le altre persone buone. Sono orgoglioso perché la mia famiglia è orgogliosa. Sono orgoglioso perché lotto e nella mia lotta non è mai violenza, mai offese, mai odio, solo la fiducia che tutto questo avrà una fine. Sono orgoglioso per le conoscenze e le scoperte che ho fatto a livello umano e culturale. Sono profondamente grato alla vita. È un dono straordinario. Agosto 2015. Il signor Khalil parla con il giudice, che è una donna bionda. Nei suoi occhi c'è la severità, ma è giusto. Peraltro tutti i giudici sono severi, sono persone di legge, per forza devono essere così. Il signor Khalil ha finito di parlare con lei e gira verso di me. Non lo vedo tranquillo, anzi mi sembra uno che deve dare una brutta notizia. Lui prende la sedia, si avvicina a me, mi guarda negli occhi, mi dice «Alà, sono solo carte. Tu hai l'avvocato, ti vuole aiutare. In Italia si usano molto le carte. Tutti scrivono quello che vogliono, ma come ti ha detto l'avvocato, tra 10 giorni tu di qua te ne vai. Ora ti dico che c'è nella carta, ma tu stai tranquillo». Io, signor Khalil, mi dici che ti ha detto questa signora? Lui, il pubblico ministero, solo lui, non la giudice, dice che tu e i tuoi amici siete stati accusati di immigrazione clandestina e la causa è di morte per 49 persone. 49 persone. Essere accusati di omicidio è l'accusa più infamante. 49 vite umane mi dicono che ho ucciso, a 20 anni, chiuso in un paese straniero. Essere accusato di assassinio di miei compagni di viaggio, persone che ho medesimato, che sono come sono io. Questa accusa è una brutalità inaudita. Io vado in crisi, grido, mi alzo dalla sedia e mi metto a piangere, strillo. Parlo con quelle 2 persone dall'altra parte del tavolo in arabo. Ora neanche Khalil mi capisce perché parlo in dialetto libico. Non sono mai sentito così in vita mia. Subire una cosa del genere è terribile, l'ho visto solo nel film. L'ingiustizia è una bruttissima sensazione. Io accusato, io imputato. Io che ho rischiato di morire sono in carcere perché dicono che ho ucciso altre persone. Io che ho scelto il 90% di una morte sicura. Io che ho detto una bugia a tutta la mia famiglia per partire. Io che ho fatto prestare i soldi per pagare il trafficante sono in carcere perché dicono che sono il trafficante. Io che ho iniziato a lavorare a 14 anni. Io che gioco il pallone per soddisfazione personale perché per me sempre la scuola è la mia priorità. Io e i miei fratelli forse siamo l'unici in Libia a non entrare in una milizia per guadagnare facile. Io che nessuno della mia famiglia ha mai avuto problema con la giustizia.
Idris mi ha detto, il 90% muori, il 10% vivi. Se mi diceva che esiste il rischio di questo carcere ingiusto, io neanche da casa mia uscivo. Il signor Khalil mi calma e mi fanno uscire della stanza con lo sconforto più totale. È uno shock mai provato prima. Mi mettono di nuovo in quella stanza piccola, mi lasciano solo per 10 minuti e una cosa dentro di me mi dice stai tranquillo, andrà tutto bene. Sei coraggioso e sei nel giusto. Solo questione di tempo. Quella voce interiore è la mia coscienza. È lei che ti salva e ti sta vicina nei momenti più difficili. Ho dato un ascolto a questa voce e il destino me lo conferma. Infatti, si apre di nuovo la porta e il signor Khalil mi chiama e mi invita a uscire. Io esco. Lui mi calma ancora, mi convince di tornare a parlare con loro e io chiedo una cosa. Signor Khalil, non voglio sentire le parole trafficante e di essere la causa della morte delle persone. Lui, va bene. Altri 5 minuti e finirà tutto. Entriamo. Ci mettiamo a sedere di nuovo. L'avvocato mi dà una pacca sulle spalle e qui cambia qualcosa in quella stanza perché il giudice mi fa una domanda insolita. Lei mi dice, come stai? Sei calmato? Io, come? Prima mi dà del trafficante e dell'assassino e ora mi dice, come stai? Giro verso Khalil e gli dico, digli che sto bene. E lui fa così, penso. E poi il giudice parla e Khalil si gira di nuovo verso di me come prima, ma questa domanda è diversa. Vuoi parlare della causa? Vuoi rispondere alle domande? Ti stanno chiedendo se vuoi rispondere alle domande. E Khalil aggiunge pure, ricordati della parola dell'avvocato. Io mi piombano nella testa le parole, quelle di prima. Ora ti chiedono se vuoi parlare della causa e rispondere alle domande, ma tu devi dire di no. E io tra 10 giorni ti faccio il Tribunale della Libertà e ti metto fuori. Con queste parole nella mia mente, questa volta giro io verso l'avvocato e lo guardo. Sicuramente lui ha capito il mio guardo. In quel guardo c'è un ragazzo che dice, cosa devo fare? Non sto capendo niente. Aiutami. E lui lo capisce. Non mi può rispondere con le parole, ma come la comunicazione anche non verbale esiste, lui bassa la mano sotto il tavolo e mi fa un segnale inconfondibile. Si capisce subito quel segnale, lui mi fa con il dito di no. Si muove quel dito destra e sinistra. Io ho capito e subito dico a signor Khalil che non voglio rispondere alle loro domande, ma una cosa dentro mi dice che quel no segnerà per sempre la mia vita. Ancora mi rimane l'immagine di quel dito e quel no. E la domanda che faccio a me stesso, perché mi sono fidato? Perché non ho raccontato la mia storia? Perché ho dato retta a uno sconosciuto?
Buonasera. Buonasera. Benvenute, benvenuti alla serata del Premio Terzani 2026. L'Orchestra d'Archi e Percussioni del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine ha eseguito Fratres di Arvo Part, diretta da Fabio Serafini, violino solista Lucio Degani. Il secondo brano, dalla sola orchestra d'archi, era il primo tempo della suite per archi di John Rutter. In apertura abbiamo ascoltato dalla voce di Massimo Somaglino alcuni brani del libro vincitore della 22esima edizione del Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani, Perché ero ragazzo, di Ala Farage, edito da Sellerio, che questa sera festeggiamo. Grazie a tutti voi e a tutte voi per aver gremito questo meraviglioso teatro che da sempre è la casa del Premio Terzani. Grazie ai rappresentanti delle istituzioni, degli sponsor che sono qui presenti con noi questa sera, agli ospiti del festival e a tutte e tutti voi per aver scelto di partecipare. Ma grazie soprattutto ad Angela Terzani Staude, cittadina onoraria di Udine, e ai suoi figli Saskia e Folco, che da 22 anni con affettuosa fiducia ci consegnano la responsabilità di organizzare il premio e di costruirgli intorno un festival. Una responsabilità che abbiamo cercato anche quest'anno di assumerci fino in fondo. Permettetemi però di ricordare anche gli altri 4 titoli finalisti di questa edizione, perché ogni anno la giuria seleziona delle opere che ci aiutano, ciascuno a suo modo, ciascuno con la sua prospettiva, a meglio comprendere il nostro tempo. Per cui ricordo Cronache di un mondo in movimento di Anna Batchen, edito da Gramma Feltrinelli, Disertare di Mattia Senar, edizioni EO, Baonin per il dolore della guerra, edito da Neri Pozza, e Mohammed el-Kurd, Vittime perfette e la politica del gradimento, edito da Fandango Libri. Grazie dunque alla giuria del premio per questa scelta. Li nomino: Enza Campino, Toni Capuozzo, Marco Del Corona, Andrea Filippi, Milena Gabanelli, Nicola Gasbarro, Carla Nicolini, Marco Pacini, Paolo Pecile, Remo Andrea Politeo, Marino Sinibaldi, Mario Soldaini, Saskia Terzani. Molti di loro sono qui con noi questa sera. Grazie per la vostra decisione, che sentiamo fino in fondo anche nostra. E visto che i nostri meravigliosi volontari, ai quali va il nostro grazie riconoscente per l'aiuto che ci danno, hanno già preparato la scena, direi di entrare subito nel vivo della serata. Sono con noi per parlare del libro Marino Sinibaldi, giornalista, critico letterario, e l'invito intanto a entrare in scena, e membro della giuria del Premio Terzani che condurrà questa serata. Luciana Castellina, giornalista, scrittrice, ed è stata la prima a scrivere di questo libro. Don Franco Saccavini, prete di periferia, impegnato nel sociale, qui a Udine ben lo conoscete perché è parroco della parrocchia di San Domenico. Alessandra Sciurba, docente di filosofia del diritto all'Università di Palermo e destinataria delle lettere di Ala. E infine, ringraziando i magistrati del Tribunale di Sorveglianza di Palermo che hanno permesso che fosse qui, il vincitore del Premio Terzani 2026, Ala Farage.
A te Marina. Grazie, buonasera. Allora, da dove cominciamo? Cominciamo dalla fine. Come ti senti? Cosa pensi di tutto questo? Noi abbiamo sentito un frammento del libro, perché ero ragazzo, un frammento che spiega anche come il libro è costruito. Il libro, penso che molti di voi lo conosceranno, molti non lo conosceranno, ma possiamo condividere che è una serie di lettere, 28 lettere, a cui seguono la ricostruzione della storia che il libro contiene. Quindi voi avete sentito un frammento anche proprio della struttura del libro, in cui c'era una lettera e un pezzo della storia che ricordavi. Ed è molto intenso quello che abbiamo ascoltato, ma tutto il libro è così, vi assicuro che tutto il libro è così. È un libro straordinariamente intenso, in cui c'è da un lato la lettera con la tua fiducia, e poi il capitolo in cui racconti il momento più buio della storia, quello nella quale sei stato condannato definitivamente a qualcosa di enorme, che poi racconteremo. Però io vorrei cominciare da adesso. Tu sei qui. Cosa pensi di quello che è successo da quando è uscito il libro, da quando hai cominciato a parlarne e da quando sei uscito dal buio, anche fisicamente un po' cominci a uscire dal buio della cella, ma anche dal buio della solitudine, nessuno sapeva la tua storia, nessuno la conosceva, sei stato 10 anni in galera prima. E come ti senti ora? Che pensieri ti suscita anche questo affetto, la stima, l'ammirazione che incontri? Adesso abbiamo fatto un'altra cosa come questa insieme, ogni volta c'è questa ondata di emozione così forte. Tu come la senti? Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Scusate la voce, scusate l'emozione, sono emozionatissimo, mai è stato così nella mia vita, mai, mai. Spero di riuscire a parlare e a raccontare. Come dicevi prima, dopo 10 anni la prima volta ho messo i miei piedi su un asfalto, dopo 10 anni, perché io in Italia ho conosciuto solo il tribunale e il carcere. L'uscita del libro mi ha portato anche la libertà fisica, no? Il libro non ero che ho pensato devo scrivere un libro, devo scrivere qualcosa, no, assolutamente. Ho trovato un angelo che mi è venuto a trovare dentro il carcere, Alessandra, mi ha detto raccontami la tua storia. Io ho fatto la cosa che la possiamo fare tutti quanti noi, ognuno con il suo strumento. Io ho preso carta e penna e ho raccontato la mia storia e lei è riuscita a farlo diventare un libro di un vissuto, di una storia, di una giustizia, ma anche di una ingiustizia. Dopo il 29 settembre, perché la prima presentazione è stata il 29 settembre, questo libro mi ha cambiato la vita, mi ha portato la libertà, ma soprattutto mi ha portato quella che dicevi proprio tu, l'affetto della persona, l'affetto della gente. Lo sai, ogni presentazione, un incontro con una persona, io esco più ricco di prima, perché sento anche la loro storia, scambio del pensiero con tutti voi. Grazie a questo libro io sto vivendo l'Italia. Non che io ho portato la mia storia a loro, no. L'Italia sta entrando dentro di me. Sto vedendo la parte vera dell'Italia, la parte accogliente, la parte ospitale, no? E questa cosa mi emoziona tanto. Ovviamente sono qua grazie al magistrato che mi ha concesso di venire. Sono ancora carcerato, vivo anche quella situazione. Però dopo il 29 settembre, il carcere prima del 29 settembre ce l'aveva un peso. Dopo il 29 settembre quel peso non è come prima, è diminuito, non so come chiamarlo. È totalmente cambiato, perché io, sai, il carcere come ci sono solo poliziotto, educatori, insegnanti, medici, però tu riesci a incontrare persona normale e anche mentalmente ti fa
ti fa stare bene, no? Oltre dentro, ma anche a livello mentale. Non avrei mai pensato o immaginato di arrivare a questo punto, non è stato mai un obiettivo. Però il vostro paese ha tante cose straordinarie. Una delle cose straordinarie di questo paese, noi oggi, perché è onore di questo uomo che Tiziano Terzani, quella che io non devo essere sincero, non ho letto tanti suoi libri. Io un libro mi hanno mandato un'associazione di volontariato, un divino mi dissi se non mi sbaglio, quello, no? E quello andava per curiosità la parte più profonda del mondo, no? Cercare verità, cercare andare nella periferia, come diceva Baba Francesco, dobbiamo portare al centro la periferia. Tiziano Terzani andava alla periferia, viveva di curiosità. Anch'io vivo questi momenti di curiosità, di scoprire questo meraviglioso paese. Non ho odio, non l'ho avuto quando andavo a dormire con 30 anni sulla spalla. Figuriamoci oggi che mi sta venendo questo dono. Senti. Però tu adesso hai toccato quello che per ogni lettore del tuo libro, per chiunque si avvicina alla tua storia, è l'elemento non che stupisce di più, però che fa pensare, la tua fiducia. Cioè prima abbiamo ascoltato, no, un frammento del libro, un capitolo tra i tanti, quello in cui però c'è la tua lettera in cui dici io sto qui ma io ho fiducia. Dici anzi una cosa ancora più, non difficile da capire, ma importante da capire, qui ho imparato a essere libero. Cioè tu dici che in un carcere dove eri allora da 9 o già 10 anni, sì, quando scrivevo, hai imparato a essere libero. Questa è una cosa difficile da capire per noi fuori, però è importante da dire per te. E hai imparato e hai conservato una fiducia. E quella lettera l'ha scritta quando nulla di tutto questo era nemmeno lontanamente immaginabile. Cioè quella lettera l'ha scritta nel momento più buio, in uno dei momenti bui, negli anni bui della sua storia. L'ha scritta peraltro nel capitolo in cui rievoca un processo drammatico anche per la superficialità con cui è stata condotta, che ha così condannato un innocente a una cosa insensata. Lì tu avevi fiducia. Sai che questo è difficile da capire, lo sai perché? Lo so e lo prendo benissimo, però cerco di spiegarlo. La mia fiducia venne proprio quella che io ho visto dentro il carcere, come trattato. Io dentro il carcere non ero il detenuto, ero lo stragista, o ero chissà che cosa, ero una persona. Io quando vedevo la gente della polizia penitenziaria, educatori, gli insegnanti, la mia avvocatessa Scienza Pecorare, ti trattano da persona e leggendo la storia di questo paese, tu non puoi avere altro che la fiducia, perché c'è quella gentilezza che te lo dice, no, tu non sarai, questa storia non sarai mai persa, non andrà mai così. Io dico sempre, non attaccherò mai i magistrati quello che hanno fatto con me, non andrò mai su quella parte. La mia fiducia viene pure, oltre della mia innocenza, anche della fede, ma c'è una cosa in più. Noi amiamo il calcio, no? Un attaccante può sbagliare un calcio di rigore, un politico può sbagliare una legge. Come la giustizia è una roba divina, però amministrata dall'uomo, e dove c'è l'uomo c'è sempre l'errore. Io quando pensavo sempre a questo, ci può stare, prima o poi qualcuno rimedierà, non può mai finire così. L'altra cosa era talmente una cosa brutta, era talmente una cosa grossa che ho avuto sempre quella cosa, non finirà così. E dopo quasi 11 anni i risultati non sta finendo così. Speriamo il modo migliore, perché il mio obiettivo più grande sarà togliere l'etichetta di pregiudicato, perché va bene la grazia, va bene tutto, però io devo lottare per l'etichetta di pregiudicato, devo ribaltare questo processo. Ma sai, non solo per me, io ormai sono fuori, io ho quasi finito di scontare la mia pena. Perché, non so se qualcuno lo sa, su quella barca sono morte delle persone, 49 vite umane. La giustizia non deve essere fatta per me, perché io fra 2 anni ho finito, deve essere fatta per loro. Dobbiamo dare giustizia a loro, quelle persone, a loro familiari che non ci sono più.
Sì, non so se è necessario chiarire, diciamo, il dispositivo, una grazia parziale che gli consentirà di uscire dal carcere, ma che per Alà non sana la vera ferita di questa sentenza, che l'avete ascoltato anche nel brano letto, il fatto che non può rassegnarsi a essere considerato anche parzialmente responsabile di una strage del genere, e quelli che 49 morti meritano giustizia vera, cioè la giustizia che merita chiunque subisca un destino atroce come quello. Cosa pensa la tua famiglia adesso, Alà? Cosa pensa la tua famiglia? Chi ha letto il libro sa che Alà non è cresciuto in una situazione di particolare disgregazione o disperazione. Alà è cresciuto in una famiglia molto affettuosa, molto larga. Noi con le nostre piccole famiglie mononucleari penso che invidiamo quelle pagine in cui lui racconta un palazzo in cui eravate tutti parenti, tutti amici, tutti caldi, tutti noi nell'anonimato delle nostre città, dei nostri piccoli appartamenti, vediamo questo. Poi vai da Bengasi, vai a Tripoli dove hai altri parenti, c'è tutta una rete. Quello che ti ha portato qua è un progetto, un sogno. Il sogno è quello del calciatore, che è rappresentato anche in questa bellissima copertina, che lo ammetto è la prima cosa che mi ha attratto quando ho visto questo libro, cioè l'idea che ci fosse un ragazzo che voleva fare il calciatore in un paese dove ne abbiamo bisogno. Sapete che abbiamo bisogno di tutto, anche di calciatori ormai, perché così come siamo messi non andiamo avanti, mi sembra, insomma, è evidente. E quindi la tua famiglia aveva il progetto, però quello è il sogno di calciare. Poi avevi un progetto di studiare ingegneria, come un po' nella tua famiglia. Tua madre ti autorizza a partire dicendo sì, però poi quando finisci torni qua. Tu pensavi di tornare là. Cioè la storia di uno che ha un progetto, un sogno normale, che qualcosa, una serie di leggi, di dispositive scritte, come dice qualcuno con l'inchiostro della propaganda, mi sembra, trasformano questo desiderio in qualcosa di illegale, di irregolare, di illegale, e te subito di criminale. Tu sei partito che eri già colpevole, no? Colpevole di immigrare. E la tua famiglia ha vissuto con sentimenti difficili, da dire, per noi, l'affetto che avevano per te, la sorpresa. In questi anni sei stato lontano da loro, ovviamente hai parlato pochissimo, a un certo punto sembra ringrazi il Covid, perché col Covid hai potuto avere è anche molto ironico lui, credo, spero, quando ringrazia il Covid, sei ironico, no? Sì. Perché potevi vederli, potevi trasformarli. E ora loro come vedono questa cosa, intanto la prossima felice soluzione giudiziaria, e poi anche il fatto che tu sei cresciuto così tanto, come dici tu, sei cresciuto tantissimo. La mia famiglia quando la guerra 2014 ferma il calcio, ferma l'università, ferma tutto, abbiamo parlato di questo. E vai, noi ti appoggiamo, vai a prendere il visto e torni e ci salutiamo, te ne vai in Europa a studiare e fare il calciatore. Quel visto non c'è. Quelli bravi che dicono tutti devono entrare illegalmente, sì, io lo volevo fare illegalmente, ma non c'è. L'unica soluzione era la barca. Abbiamo trovato questa trafficante, l'abbiamo pagato. Io questa cosa non l'ho detta alla mia famiglia, che sto partendo con la barca, perché ero certo che la mia madre non reggeva il colpo e non mi lasciavano mai partire con la barca. Prima di partire ho mandato un messaggio a mio fratello e sono partito. Dopo 3 giorni di navigazione nel porto di Catania ho chiamato mio fratello per dire sono vivo, grazie a Dio sono vivo. Dopo vengo direttamente messo in carcere. Per 3 mesi non l'ho sentito. L'ho sentito la prima volta il 3 ottobre 2015. Io sono partito il 7 agosto. La prima telefonata, loro in carcere non sanno perché mi trovo in carcere. Loro erano convinti, allora sei partito, ti trovi in carcere, non sanno se c'è quell'accusa, trafficanti, assassino, tutte queste, loro non lo sanno. Faccio il processo, 6 anni di processo, non dico mai a loro quando hanno preso. Mi hanno rinviato 6 mesi. Io già nel 2017 ce l'avevo 30 anni sulla spalla, però non avevo coraggio a dire a mia mamma, tu non mi potrai mai vedere per 30 anni. Anche se loro già lo sanno perché l'avvocato l'aveva detto, però tramite le nostre telefonate non ho mai avuto il coraggio di nominare questa
parole. Io dico grazie al Covid, vero, ironicamente, però il Covid sono nati le videochiamate all'interno del carcere. Prima io sentivo la mia famiglia 2 volte a settimana, 2 volte al mese con 10 minuti, 20 minuti al mese. Come diceva, balazzina fatta quasi di 40 persone, noi soli siamo in 9, neanche un minuto a testa ci riesco. Con la videochiamata un'ora, una volta a settimana ho la possibilità di vederli. Non ho voluto mai fare il colloquio con loro all'interno del carcere, quanto ho avuto fare la possibilità di farlo non l'ho voluto fare, per 2 motivi, perché non mi hanno cresciuto, hanno fatto i loro sacrifici per vedermi in quel posto. Loro hanno fatto per vedermi altro e non quel posto. La seconda cosa, avevo paura delle mie reazioni, quanto loro me ne vedono e se ne vanno. Non so come sarò io dopo questo. Dopo 10 anni la mia mamma non ce la faceva più. A sorpresa sono venuto l'estate dell'anno scorso. Ho potuto abbracciare la mia mamma dopo 10 anni. Che non vi posso dire, una cosa indescrivibile. Una cosa indescrivibile. La cosa che a loro, diciamo, li faceva stare tranquillo, sanno che io non ho fatto male a nessuno. Quello a loro li faceva stare bene. La fiducia che avevo io l'ho trasmessa a loro, ce l'avevano loro forse più di me, che prima o poi questa cosa ribalterà. La prima telefonata la mia mamma mi chiede una cosa: ma ti torturano? E ho detto, no mamma, aspetta, non siamo in Libia. Dopo no mamma, lo sai, ci trattano bene, sto studiando. Lei quando si sta studiando, lei si è messa l'anima in pace. Ogni telefonata non mi chiede hai mangiato, come stai, ma hai studiato, ma ci vai a scuola. Questo anche le mamme italiane fanno così, credo. No? Basta che dici sto studiando. Ma in carcere dimmi ti sei coperto, hai mangiato, no hai studiato, mamma. No certo mamma, sono andato a scuola. Ci divertiamo anche e il mondo vostro come si vive all'interno del carcere, io ho descritto a loro come si sta, questa cosa a loro ci faceva stare molto bene, oltre alla storia giudiziaria ovviamente, perché sapevano se prima o poi ribalteremo questa sentenza. Naturalmente questa fiducia, sì, perché questo libro è la storia di un ragazzo che vorrebbe realizzare un sogno o anche il progetto, e quindi come sarebbe semplicissimo, vorrebbe andare in un altro paese a farlo, e passa direttamente da una barca con 300 persone, eravate sopra, una barca di 13 360. metri, no? 360 con 49 morti nella stiva, di cui durante il viaggio non sapeva nulla, direttamente a un tribunale, a un carcere, non vede altro che questo. Ma è anche la storia di un carcere, è anche un libro sul carcere, è anche un libro che racconta il carcere, è un libro che insegna un sacco di cose. È un libro fuori misura, guardate, io la storia l'ho conosciuta dal libro, questo per dire che bisogna avere pure fiducia nei libri, non solo nelle persone. È un libro assolutamente straordinario, perché è la dimostrazione di quanto scrivere è insieme arte e cura. Lui scrivendo si è preso cura di se stesso, scrivendo ha anche un po' ristrutturato la sua vita, hai messo in ordine le tue emozioni, i tuoi pensieri, gli ha dato una forma, imparando una lingua per farlo, perché il libro è scritto da lui in italiano con qualche sfumatura, un po' di siciliano, cioè devi un po' eliminare quel po' di siciliano, oppure no, perché dovrebbe eliminare il siciliano quando non si elimina il friulano? Ognuno si tenga le sue sfumature, però. E hai fatto un'opera d'arte, però, hai fatto quella cosa che in un libro è difficile far convivere, cioè l'elemento terapeutico di cura che ha ogni scrittura, ogni pensiero di sé, con l'arte, perché è un libro straordinario dal punto di vista artistico, intanto con questa struttura delle lettere rivolte ad Alessandra che è fuori, ma dopo la terza, quarta lettera noi pensiamo che stai scrivendo a noi lettori siamo lì appesi alle tue lettere come se parlassi con noi, e noi siamo entrati nella tua vita, nella tua cella, quindi. E poi questa storia che c'è dentro che è straordinaria, appunto. Poi la persona di Alà è talmente meravigliosa, lo state scoprendo con me stasera, no? Che rischia di cancellare il libro. Vabbè, pazienza. Però non deve essere cancellato il libro, perché è un grande libro, è un libro rarissimo, è difficilissimo, ed è straordinario che esistano ancora libri così, che possono uscire libri così. Poi che l'ha scritto un ragazzo che viene dalla Libia, e infatti è un problema bellissimo dei nostri tempi. Questo, Luciana, mi senti? Sì,
che sei lontanissima, Luciana Castellina. Mi senti? No, volevo Luciana chiederti, Luciana è stata una delle prime, posso avvicinarmi, lo dico alla regia, non è un problema. Luciana, tu sei stata una delle prime a conoscere questa storia, la primissima, poi a scrivere, ma insomma qui non siamo a fare categorie e primazie. Dimmi tu cosa ti ha colpito, quanto ti è sembrato una storia che ti ha sorpreso, ha confermato delle cose che pensavamo del nostro paese, ti ha fatto scoprire una figura straordinaria come quella di Alà. Qual è stata la tua reazione quando hai saputo di questa storia, di questa persona? Beh, io debbo all'Università di Palermo il privilegio di aver scoperto presto questa storia, con l'aiuto naturalmente di Alessandra, perché l'Università di Palermo mi ha dato un dottorato ad honorem in diritti umani, che io però vorrei subito cambiare o accompagnare da una carta dei doveri umani, perché se non si tiene conto che se questi diritti non li rendiamo effettivi, e questo è un dovere collettivo, rischiano di non servire a niente. E quindi vorrei che questa campagna si facesse una bella carta dei doveri umani. E naturalmente questo mi ha fatto frequentare di più Alessandra, che mi ha aiutato. Ecco, una cosa vorrei dire, siamo in una sede di premio letterario e naturalmente questo libro ha molti meriti letterari, di cui comunque non voglio parlare in questo momento, ed ha anche molti, come dire, non solo meriti letterari, ma meriti umani dell'autore di questo libro. E umani, a me mi ha colpito molto il fatto che non ci sia mai rabbia in quello che lui scrive, mai insulti, ci sia sempre il problema della mamma, della famiglia, che diventano più importanti ancora che dei problemi personali, e persino un rispetto per il proprio paese, nonostante sia difficile in questo momento poterlo dire. E direi che anche, come dire, vorrei che non si pensasse soltanto a questi. Penso che questo libro è importante perché ci fa prendere coscienza in modo così delicato, proprio perché non c'è rabbia, non c'è insulto, c'è una straordinaria umanità, con cos'è il problema della migrazione oggi. Questo mi sembra, ecco, a proposito dei doveri, uno dei doveri collettivi a cui dobbiamo assolutamente dare peso. E questo libro mi pare che sia uno straordinario strumento che ci possa aiutare, se non altro, a incominciare a incrinare la vergogna del come il problema dell'immigrazione viene affrontato dall'Occidente. E dico la parola Occidente. La sfrontatezza con cui l'Occidente dichiara di essere una zona di esempio di democrazia e di rispetto dei diritti, mentre è una vergogna storica. E questo credo che vorrei che noi utilizzassimo questo libro, perché questo libro, ripeto, aiuta proprio per i suoi meriti letterari e per i suoi meriti umani. La vergogna, cioè, di pensare che noi siamo i meglio del mondo, che i valori democratici dell'Occidente, beh certo, no, basta dire, no, è chiaro, l'Occidente, noi abbiamo i valori occidentali, che sono una vergogna, perché se noi abbiamo certamente più aspetti democratici, strumenti democratici, è solo perché abbiamo tolto il diritto agli altri di avere gli stessi, perché abbiamo potuto fare delle rivoluzioni, a cominciare da quella francese,
ma abbiamo proibito agli altri di fare le loro rivoluzioni e adesso lo consideriamo un nostro merito. E allora voglio dire solo una cosa, io vorrei che tutti quanti quelli che sono qua questa sera si impegnassero a fare in modo di perseveranza, di dare peso, perché la questione dell'emigrazione è un problema storico soprattutto. La migrazione c'è perché abbiamo tolto i diritti a questi paesi e a tanti paesi del mondo, a tutti i continenti che non sono l'Occidente, di poter sviluppare forme di diritto, di vita migliori di quante non ci siano stati. L'emigrazione è il prodotto di una colpa nostra e invece è così dobbiamo considerarlo, mentre invece viene considerato che i migranti vengono qua per toglierci non si sa che cosa. Ecco, allora useremo questo libro proprio su questo e grazie ai suoi meriti umani ci consente di fare questa operazione con più certezza e verità. E tu naturalmente continuerai ad aiutarci in questo. Sarò in prima linea. Io ho l'onore oggi di avere Luciana Castellina accanto. Per me è un grande privilegio. Io non dico che la mia storia deve diventare chissà che cosa, però qualcuno mi ha detto, sai, tante persone hanno scritto su immigrazione, però il tuo libro colpisce perché racconta le storie quella che vengano qui, quelle persone che dobbiamo attaccarle perché devono rubare chissà che cosa. Io dico, meno male che ci sono immigrazione, perché qualche politico senza immigrazione non so cosa dovrebbe parlare. Io non dico, quella che vengano tutti sono come me, devono diventare chissà che cosa, veniamo qua, no, io non sono salito sulla barca per fare una villeggiatura, perché là la guerra c'è, sono le bombe, non è una PlayStation, è una guerra vera, vie legali non ci sono, l'unica soluzione è la barca. Non penso che qualcuno costretto a lasciare il suo paese, la sua scuola, la sua famiglia, per venire qua, per fare casine, per fare cose. Vieni qua per cercare di opportunità. Vieni qua per cercare opportunità. Dove devono stare i paesi loro, vabbè, giusto, ma se tu prendi l'aereo, vai a bombardare i paesi loro, le rovini, è normale dopo tu le trovi qui. Io dico la mia fiducia, la mia speranza verso questo paese, perché io sono stato trattato da essere umano. Io ho dovere di confronto di questo paese, di dimostrare la mia umanità, ripagare la fiducia che ha dato questo paese in me. È così, Alessandra, è così, è così, lo so che è così, questo paese a me mi ha dato tanto. È veramente, sembra sciocco, ma questo paese, quella che sono diventato oggi. Io in Libia, se tu mi parlavi di diritti, ma che cos'è? Se parlavi di democrazia, no, meglio Gheddafi che il mondo occidentale. Invece vieni qua, vedi tutto, tu puoi esprimere liberamente, no? Tu puoi dire quello mi piace, quello io voto quello, a me mi piace quella, su quella tema, su puoi dire tu sull'altra tema. Questa è una libertà. Nel mio paese, gli altri paesi non ci sono. Questa è la ricchezza di questo paese. Dire una cosa? Ecco, questo premio si chiama Tiziano Terzani. Io sono stata amica di Tiziano, come di Angela e di Saskia, e penso quanto sarebbe contento Tiziano che abbiamo scelto questo libro come suo premio. Questo è un pensiero che abbiamo avuto, anche un po' nella giuria, però diciamo che cerchiamo di pensarlo ogni anno quando scegliamo un libro per il premio Terzani, però degli anni siamo più convinti di questa cosa, Luciana, quest'anno siamo abbastanza convinti che a Tiziano si sarebbe appassionato a questa storia come tanti di noi. Credo che ci sia collegato Gustavo Zagrebeschi, è vero? Possiamo sentirlo, non vederlo, credo. Sì, io vi sento. Sì, credo che sia... eccoci. Cioè, vabbè, abbiamo Gustavo una sua immagine
fissa, che però insomma... Sì, ma io sono vivente. Va bene, non si muova, diciamo, sta lì fermo, l'immagine. Questa storia, dal punto, non lo voglio, Gustavo Zagrebeschi è come sia un finissimo giurista, ma insomma è qualcosa d'altro, oltre che un giurista a cui possiamo avere la massima fiducia nella ricostruzione di una vicenda. Verrebbe dire complicata, poi non è tanto complicata questa. Dal punto di vista della legge ci sono state una serie di sentenze definitive che, nonostante le prove, le discussioni che ci sono state, nonostante la fiducia che Allah ha sempre conservato, sono arrivate a una sentenza definitiva. In questa sentenza definitiva mi ha colpito il fatto che i giudici stessi auspicassero un ricorso alla grazia, cioè alla richiesta di grazia, questa grazia che il Presidente Mattarella, una grazia parziale, che ha concesso e che consentirà a Allah di non rimanere 30 anni in galera. Sono ingenuo io, Zagrebeschi, a stupirmi che dei giudici emettano delle sentenze definitive, a 30 anni di galera, ma con una tale incertezza giuridica e morale che auspicano che si ricorra alla grazia. È accettabile una giustizia di questo tipo? Sono accettabili dei giudici simili? Sono in linea ancora? Sì. Sì. Posso cercare di rispondere dopo naturalmente aver salutato tutti i presenti, Alessandra, Ala, Luciana Castellina, di cui ho sentito un pezzo dell'intervento. Prima non potevo, mi sono collegato solo troppo tardi. Saluti e grazie a tutti di questa occasione per questa piccola riflessione da giurista. Io sono stato coinvolto in questa vicenda intanto per il significato che essa ha dal punto di vista civile, poi per l'entusiasmo di Alessandra, al quale entusiasmo è difficile resistere, credo che tutti i presenti abbiano la consapevolezza di questo, ma anche per l'aspetto giuridico, perché come diceva la voce che parlava prima, chi era che parlava prima? Sono Marino Sinibaldi. Marina, saluti anche a te. No, perché la voce arriva un po' disturbata, ecco. Allora, da giurista effettivamente io mi sono impegnato per quel poco che potevo, anche da questo punto di vista. Aggiungo a parte che l'aspetto letterario di questo libro di cui state parlando è straordinario, è straordinaria la lingua, le prime lettere che Ala scriveva ad Alessandra erano in un italiano che qualche purista potrebbe trovare difettoso. In realtà io ho trovato invece una lingua, l'avevo definita sorgiva, una lingua originale in cui si utilizzavano parole italiane, pseudo-italiane, ma con un significato che era evidentissimo, al di là dell'aspetto puramente letterario. Quindi questo libro secondo me va preso in considerazione anche da quel punto di vista, cioè dal punto di vista letterario. È come lo sforzo di apprendimento di una lingua corrisponde anche a una crescita culturale e a un inserimento in un ambiente culturale. L'ambiente culturale che è quello di cui in fondo Ala fa l'elogio, cioè è stato sottolineato che in questo libro non c'è una sola parola di offesa per quello che noi a posteriori possiamo considerare essere stata un'ingiustizia, cioè quasi 10 anni di opzione sulla base di una sentenza, di varie sentenze, ma l'ultima è quella più importante, quella della Corte di Cassazione, che nega il giudizio di revisione sulla base dei principi astratti
del codice di procedura penale, per cui la revisione è possibile solo in alcune circostanze molto limitate che non si verificavano nel caso di Ala. Ecco, in questa sentenza, come ricordava chiaramente e giustamente Marino Sinibaldi, i giudici della Suprema Corte di Cassazione abbassano la guardia e dicono: noi non ci possiamo fare nulla, l'unica possibilità per rimediare a quella che loro stessi riconoscono essere una ingiustizia, dicono che evidentemente, c'è questo avverbio, evidentemente la condanna è ingiusta perché si basava su dichiarazioni, tra l'altro di testimoni che poi hanno ritrattato, quindi una ingiustizia che non è tale perché così la considero io, così la considera Alessandra o Ala, ma la Corte di Cassazione. Quindi noi, investiti della funzione più elevata di amministrazione della giustizia, diciamo che c'è una legge e c'è la giustizia, e tra la legge e la giustizia c'è una contraddizione evidente, ma non ci possiamo fare nulla. E da qui l'appello a una misura diciamo straordinaria, fuori dell'ordinaria amministrazione della giustizia, cioè la grazia. Ora, questo per un giurista è uno scandalo, cioè che il diritto basato sulla legge possa contraddire per la voce dell'organo giudiziario supremo quella che è una giustizia evidente. Questo è uno scandalo. Ecco, io penso che la Corte di Cassazione avrebbe dovuto, prendendo atto di questa contraddizione, fare di tutto, compresa un'interpretazione ragionevole, compreso un ricorso alla Corte Costituzionale, per riconoscere ad Ala non la speranza in un provvedimento gratuito come è la grazia, ma il riconoscimento del suo diritto, cioè trovare la via per ricongiungere questi due lati dell'esperienza giuridica, che è la legalità e la giustizia. E questo si è potuto fare parzialmente, perché la grazia concessa dal Presidente della Repubblica, oltre a essere una grazia parziale, che però consente di usufruire di misure alternative al carcere, cioè il fatto stesso che lui sia presente lì alla premiazione a Udine per ricevere questo premio è la dimostrazione che la sua condizione di condannato, la cui pena è stata ridotta ma non eliminata, è la dimostrazione che la sua condizione a seguito della grazia del Presidente della Repubblica è cambiata in meglio, e di questo noi tutti ci rallegriamo. Ma la grazia non è il riconoscimento del diritto di Ala, è un provvedimento come dice la parola, grazioso. Il Presidente della Repubblica si è mosso perché è stato evidentemente colpito dalle ragioni per cui noi tutti abbiamo alla fine della lettura di quel libro concluso che la sua condizione di condannato e di detenuto era insostenibile. Ma il Presidente della Repubblica non agisce in base a un diritto, una pretesa giuridica della persona, ma agisce sulla base di considerazioni equitative, di benevolenza, di civiltà, eccetera, eccetera. Quello che mi ha mosso a fare qualche piccolo passo a favore del ristabilimento di questo rapporto, che per me è essenziale, tra
diritto come legge e diritto come giustizia, ecco, questo è stato ciò che mi ha mosso, e io sono felice. Mi dispiace di non essere lì con voi, perché non potevo esserci lì con voi per guardare negli occhi Ala e anche Alessandra, che di tutta questa vicenda è stata l'anima che sicuramente ha contribuito anche a tenere viva la speranza di Ala per una soluzione del suo caso, e tenere in vita anche quello che per noi giuristi di questo paese è una lezione, e cioè di fronte ai tanti tradimenti della giustizia che si fanno in nome della legge, ecco, la tua vicenda ha dimostrato che l'impegno, la costanza, se volete anche la testardaggine nell'impegnarti è utile, può avere, quando l'impegno c'è, può avere un esito positivo. Questo è un contributo di fiducia, e qui parlo da giurista, anche per i giuristi che, come me, molto spesso dubitano che il diritto nel nostro paese sia a servizio non della giustizia, ma molto spesso della ingiustizia. Ingiustizia che vuol dire la prevaricazione dei più forti, o anche il cedimento a un'opinione pubblica disinformata, insensibile, qualche volta anche insomma, tutte queste brutte cose alle quali il diritto, quando ci si crede, può porre validamente un argine. Quindi, per concludere queste mie brevissime considerazioni, io non solo come cittadino, non solo come persona che ama la giustizia più che l'ingiustizia, ma come giurista, ecco, come giurista dico: questa vicenda è un contributo alla fiducia che i giuristi possono avere nella propria professione, quando non la piegano agli interessi dei più forti, alle ideologie correnti, ideologie di sopraffazione, di esclusione, quelle ideologie che nella vicenda di Ala, ma in tanti altri casi, portano a dire: gli immigrati vengono da noi per fare loro interessi contro i nostri, per delinquere, e sono quindi in sostanza nostri avversari o addirittura nostri nemici. Grazie Zagrebelsky, che ha spiegato bene altri aspetti per cui questa storia appunto è anche istruttiva, e ha spiegato quanto occorrono, anzi ha spiegato quanta fiducia si può avere nelle persone che si battono, e che, come mi disse Alessandra in una delle prime volte che poi ci siamo sentiti, si possono smuovere le montagne. Anzi, questa cosa l'hai detta quando è arrivata la grazia. Perché il libro si chiude, è bellissimo, in modo praticamente provvisorio, perché si chiude nella postfazione di Alessandra con una frase. Lei dice: Alà ancora detenuto nella casa di reclusione Lucciardone, dove lei nel suo impegno in carcere aveva conosciuto questa storia, ancora detenuto nella casa di reclusione Lucciardone di Palermo, e ora è iscritto a scienze politiche, continua a studiare e a restare gentile con tutti. Poi c'è una coda che Alessandra non ricordava, e che è questa: il suo rilascio è previsto ad agosto del 2045. Questo era il destino di questa storia quando è uscito questo libro, non tanto tempo fa, no? È uscito. Poi è successo che delle persone si sono impegnate, che tu le hai invitate a impegnarsi o costrette a impegnarsi, insomma, a secondo dei momenti. Un avvocato molto brava che c'è ora, si chiama Cinzia Pecoraro, sta lavorando per la revisione del processo. Avete capito che è quella che restituirebbe la verità, quella vera libertà a cui ha diritto, al di là della libertà materiale che speriamo che arrivi presto. E insomma anche tu hai fatto un'esperienza importante su cosa significa poter smuovere delle montagne. Buonasera a tutte e a tutti. Grazie Marino. Professore, buonasera. Professore Zagrebelsky è lì? Non lo so. No. Hanno tolto anche l'immagine. Hanno tolto l'immagine, quindi è scomparso. Cioè una cosa un po' mistica.
magica. Vabbè, comunque ci sono delle persone da ringraziare. Volevo tanto ringraziarlo perché Gustavo Zagrebeschi, che cosa è successo dopo questo libro? Io la dico sempre questa frase, sembra una stupida, però vi giuro che è quello che pensavo prima di addormentarmi nei momenti più difficili. Sono arrivati gli Avengers, però gli Avengers erano l'arcivescovo di Palermo, Don Corrado Lorefice, Don Luigi Ciotti, Luciana Castellina, Gustavo Zagrebeschi, Antonio Sellerio. Io li immaginavo veramente vestiti da Iron Man, così, prima di andare a dormire, e pensavo ce la possiamo fare. Volevo ringraziare il professore Zagrebeschi perché quella pagina su Repubblica di settembre scorso ha davvero cambiato il corso delle cose, perché fino a quel momento eravamo soli o particolarmente posizionati nell'opinione pubblica, no? Quella che si è sempre occupata di immigrati, chissà con che occhi guarda un processo del genere. E invece questa straordinaria alleanza con i massimi esperti in questo paese della giustizia e della legge, poi peraltro con la persona i cui libri mi hanno accompagnata. Io a un certo punto scrivo a Gustavo Zagrebeschi, che non conosco, non mi ha mai visto, e gli dico: sto malissimo, ho un problema enorme, ho bisogno di te e anche di lei, e anche un po' colpa sua perché è la sua idea di giustizia e di diritto con cui io sono cresciuta, quindi si prenda questa responsabilità e legga anche gli atti di questo processo. E la risposta è stata incredibile, perché 20 minuti dopo mi ha risposto col suo numero di telefono. Ma è lui, come, vabbè, Luciana ci accomunava una storia più lunga di affetto, ma lui come Antonio Sellerio che gli presento il libro di... Non è che Alà lo conoscevo solo io. Cioè, voi adesso lo vedete, lo ascoltate, avete letto le sue parole ed è ovvio essergli grati. Ma voi immaginatevi che dentro quelle mura c'ero io. Nessuno aveva visto i suoi occhi, il suo sorriso, ascoltato la sua voce, il suo incredibile garbo, la sua completamente spiazzante fiducia in tutte e tutti noi abitanti di questo paese. E quindi toccava a me, dopo questo libro, convincere che dovevamo ascoltarla questa voce. E quindi arrivo da Antonio Sellerio e gli dico che dobbiamo pubblicare il libro di uno condannato per strage in Cassazione, e che parla benissimo italiano, però non è proprio l'italiano quello che uno si aspetterebbe. E quindi Antonio che si fida, che lo legge, che ci crede, che ci ha portato fino a qua, e poi questa alleanza sempre più grande di persone che forse avevano bisogno di Alà. Cioè forse succede questo alla fine, che non è che era tanto lui che aveva bisogno di noi, cioè forse noi avevamo bisogno di una storia che sembrava impossibile, verso la quale provare solo rassegnazione, e che invece stava lì a dire quello che dicevate prima: le cose si possono cambiare, le cose si possono cambiare. Io l'ho capito il giorno in cui ho dato a quella storia il volto di Alà, la conoscevo bene quella storia. Chiunque si occupa di diritti e di migrazioni, di Mediterraneo e di frontiere conosce la storia dei calciatori libici, perché è il più grande scandalo giudiziario veramente degli ultimi anni in questo paese. Ce ne sono altri molto famosi di cui si discute tantissimo, questo invece era proprio sepolto, ma anch'io ero un po' rassegnata. Poi l'ho incontrato, allora ho creduto invece che se questa era la persona che stava dietro questa storia, noi la potevamo cambiare. E quindi poi esce questo libro che finisce in quel modo, in quel momento, ed è giugno, il momento in cui scrivo questa post. È un anno fa, quasi un anno fa, è stato velocissimo, è stato incredibile. Nel 2026 un libro può cambiare il corso di una storia che sembrava finita, ed è cambiato tutto, e può cambiare ancora. Perché Alà e io crediamo che adesso questi giudici avranno il coraggio che devono avere. Non c'è più nessuno in questo paese che possa credere che questo ragazzo sia colpevole di qualcosa, né lui né i suoi compagni di viaggio. Oggi siamo qua, ma tra 2 giorni Alà torna dentro la casa di reclusione Ucciardone. Io penso che sia diventato veramente insostenibile, una discrasia insostenibile.
e tutte e tutti noi ci meritiamo che questa ingiustizia venga sanata, perché abbiamo bisogno di poter ancora credere che con questa ostinazione gentile, con questo linguaggio così diverso, l'opposto della violenza e della prepotenza che si sono prese il mondo, che sono la cifra di ogni relazione umana e politica. Ecco, abbiamo bisogno di credere che un'altra strada, un'altra via possa arrivare davvero a fare l'impossibile, quello che sembra impossibile. E quello che io ho sentito, e che so che avete sentito tutte e tutti voi che avete letto questo libro, è che appunto è stato un sacrificio grandissimo, ma forse è quello che ti è successo. Ti è successo anche per darci questa fiducia e questa speranza. Don Franco Saccavini, mi dicono che a Udine non devo presentarlo, non so, però io lo conosco. No, io ho letto le cose sulla sua attività pastorale, di insegnante fino a poco tempo fa, di animatore, di associazionismo, eccetera, nella parrocchia di San Domenico e altrove, qui a Udine. Qui c'è l'ultima lezione, Franco, chiedo a lei o a te, l'ultima lezione, qui sul palco non si sente nulla. Noi applaudiamo un po' alla cieca quello che dicono gli altri, con molto affetto. Ora mi avvicino, mi avvicino perché sul palco sentiamo pochissimo. L'ultima lezione è quella della resistenza, della resilienza, questa parolaccia, però in questo caso forse è adatta a dire, cioè di questo ragazzo lì dentro che non conosce nessuno, che non ha nessuna speranza, insomma gli avvocati che aveva prima, avete sentito dal brano che ha letto Massimo Somaglini, come insomma avessero strategie così. Insomma c'è questo mistero della fiducia, dell'umano che resiste in lui, nella fiducia formale, perché lui nella democrazia, e come avete visto anche nell'Occidente, ha una fiducia a volte diversa persino da alcuni di noi, no? Insomma la sua fiducia politica, la sua fiducia giuridica, ma c'è qualcosa di più, c'è una resistenza umana. Io ti ho detto già prima che faccio fatica a usare la parola spirituale, ma in tuo onore uso la parola spirituale. Volevo dire che sono solito partire dai piedi. Questa sera non ho messo le scarpe di circostanza, le scarpe che solitamente si attengono a una celebrazione. Mi dispiace per questo. Ho tenuto le scarpe che utilizzo sempre per correre oppure per camminare, perché pensavo che siamo stati costretti da questa storia a camminare molto, non un cambio di passo, come si direbbe con parole grandi, un cambio di paradigma. Siamo stati costretti ad accelerare il passo, perché è una storia non greca, dove tutto si conclude con omicidio-suicidio. Una storia che sta in piedi dentro un carcere dove sono finiti i sogni, ma dove sono una leggerezza che sinceramente è difficile trovare. E non so se in questo luogo si possono pronunciare delle parole non tanto spiritualità, perché io sono un materialista che crede. Quindi parto dai piedi, come direbbe il buon Henry De Luca, perché sono il sostegno, l'andamento, in avanti, indietro, quelle che reggono il nostro corpo. C'è questa lezione bellissima, questo tratto di Henry De Luca che molti conoscono a proposito dei piedi. La leggerezza che è data, pronuncio. Dillo.
Dalla fede. Da uno che crede. Sì. Da uno che crede, che ritiene che la sua vita non sarà mai lasciata negli abissi, che anche nelle situazioni più tremende dell'esistenza oso pensare, mi diverte pensare che c'è una presenza che accompagna le nostre esistenze dentro il tempo della tempesta assoluta, quello che vediamo attorno. Allah Farai, per quello che so io, dall'arabo significa che non oso nominare lui, ti ha tolto dalle angosce di morte. Questa sarebbe la traduzione, per come ho capito io, di Allah Farai. Perché le angosce di morte stanno fuori e dentro di noi sempre più insistenti. Non ci sono celebrazioni che ci possano distogliere di fatto, se non in modo illusorio. E credo che Ale sia molto fortunata, e viceversa, non dico di più, molto fortunata ad averlo incontrato. Sarà vero, perché è ovvio, che Allah ha trovato in Ale il dirimpettaio giusto, quello dell'ascolto, della trasfigurazione, che ha permesso al carcere di aprirsi prima dei cancelli, prima della libertà di cui si dice. E quindi sono, come tutti qui dentro, oltre che ad essere contento, ispirato dalla convinzione che lui debba continuare ad essere così, credente, muslim, fedele a lui. Vai. Allah, no, se Allah vuoi rassicurare Aspetta. rassicura Don Franco. Prima di digli, arrivare ad fagli- Allah, perché poi non mi darai più la parola, posso dirvi che in questa storia Marino Sinibaldi ha avuto un ruolo enorme. Ci ha creduto tra i primi, ci ha dedicato 2 meravigliose puntate di Timbuktu, c'è stato vicino sempre ed è bellissimo Vabbè, che ok, stasera sia tu. Però a io presentare volevo questa risolvere serata. la Grazie. questione. Questa volevo risolvere la questione tra Don Franco e Allah. No, sempre ho avuto un legame così forte con la religione. Sono un musulmano, però ci tengo sempre a dirlo. Chiamalo Dio, chiamalo Allah, chiamalo come vuoi chiamarlo, ma sopra c'è sempre uno. Ci hanno usato per metterci uno contro l'altro, per chi ci sono loro, per chi le crociate hanno fatto, per chi l'ISIS, per chi quello, ma brighiamo sempre a uno sopra. Può cambiare i nomi, ma sempre quello che c'è sopra. E la fede mi ha salvato perché nella fede, nella storia di Giuseppe, che suo fratello lo scartano, dopo viene venduto, dopo lui diventa re di Egitto. Lui prima di diventare re di Egitto è stato incarcerato per 9 anni ingiustamente. Io, un mio zio in una telefonata mi dice: ma c'è una profeta di Dio stato incarcerato ingiustamente, tu chi sei a fronte a lui? Allora, naturalmente potremmo... Io no, non sono in difficoltà. Don Franco pensa che tutta sta cosa è contro di me, non si è capito perché. Dall'inizio pensa che questa dimostrazione della fede mi si sarebbe ritorta contro, come se... Non sono l'unico a non credere, non è... Ma certo, molta stima. Allora, io vorrei... Angela Terzani deve salire intanto sul palco perché dobbiamo... Sta salendo, intanto...
sta avvenendo Angela, sì. Ci sono non è ancora finita questa storia, ma ci sono piccoli finali lieti. Uno è che Alà ha superato l'esame di allenatore di calcio e quindi adesso mi ha detto che lo dobbiamo chiamare mister. È ancora presto. Comunque sì, ha superato l'esame di allenatore di calcio per ragazzi giovani, ha fatto un corso federale serio, ci sono delle possibilità naturalmente che questo dipenda anche il tuo lavoro, quando ci sarà... noi aspettiamo Angela naturalmente, no? Questo dobbiamo fare. Sì. Ah, eccola, Angela, io pensavo arrivavi... Buonasera. Leggerò la motivazione del premio, di cui forse non ce n'è più bisogno perché sei motivato da solo. Comunque la motivazione è in nome di tutta la giuria, non mio soltanto. E voglio innanzitutto rispondere anche a Paola Colombo, la Presidente di Vicino Lontano, di tutta la situazione. Dopo una serie di presidenti, di cui il primo presidente è stato Paolo Cerutti, sono seguiti altri e ora siamo felicissimi con Paola e con chiunque l'aiuta, che sono tanti. Volevo dire che se lei ringrazia me, questo è quasi assurdo, perché quello che noi dobbiamo al Vicino Lontano, a voi tutti e a Udine, è tantissimo. Sono 22 anni, Tiziano è morto nel 4, e nel 5 c'è stato il primo evento, no? Per cui sono quanti 21, 22 anni in cui ogni anno Tiziano continua a vivere, perché continua in suo nome a essere passato diciamo alcuni dei messaggi più importanti della sua vita, di cui uno degli ultimi era no. Non finiamo la guerra, non facciamo più guerre. Quest'anno questa implorazione, francamente, è stata buttata alle ortiche, che peggio di così non si poteva. E allora, naturalmente, quest'anno noi abbiamo pensato, riparliamo delle guerre, riparliamo di Udine. Per carità, a Udine parliamo di Gaza, riparliamo di tutto quello che non capiamo, non sappiamo cosa fare, siamo lì a dire ma cosa posso fare, dove posso cominciare, cosa posso dire, le forze sono così enormi, le armi sono così terrificanti, che Tiziano, che non era pazzo a dire no alla guerra, diceva soprattutto no nei tempi delle armi di distruzione di massa, per cui era veramente da disperarsi. E però non è una risposta degna degli uomini di disperare e di non sperare. E così giustamente Allah e anche la sua compagna, il suo angelo, hanno detto abbiamo bisogno di sperare. Allora abbiamo pensato noi,
nella giuria dell'Associazione di Vicino Lontano, prendiamo una storia bella, prendiamo una storia dove nessuno ha smesso di sperare, dove nessuno è diventato cattivo, nessuno è diventato vendicativo, dove tutti hanno provato a risolverlo, a risolvere pacificamente una ingiustizia chiaramente enorme. E oggi siamo arrivati a un momento in cui nella storia di Allah e con l'aiuto di Alessandro troviamo la catarsi, troviamo una sorta di catarsi, un happy end che ancora non lo è, non è ancora la finale, ma la speranza c'è e la volontà c'è. E penso che dovremmo imparare da voi a non rinunciare. Tutta l'umanità deve ricredere nelle proprie forze. Io ho visto cortei nel corso degli ultimi anni in tutto il mondo, ma quello che più mi ha impressionato è quello in Italia di qualche mese fa, non ricordo più, perché ci ho visto un cartello, un solo cartello, tanti altri cartelli che non ho tanto letto, ma uno l'ho letto e c'era semplicemente scritto "Restiamo umani". E io per questo cartello ho ammirato l'Italia moltissimo. Grazie. È una risposta che pare semplice, ma è molto coraggiosa, è molto fiduciosa, e che voi due, tu e Alessandra, esprimete a vostro modo, come non siamo riusciti a trovare uno, fra tutti i libri che abbiamo letto, che lo faccia come voi. Quindi il più grande grazie. E ora leggo la... Ora vi leggo la motivazione. Era ragazzo Alaa Faraj quando la guerra civile in Libia ha sospeso il gioco del calcio, la sua passione, il suo talento. Non aveva ancora 20 anni quando fu chiusa l'università di ingegneria, il suo progetto di ragazzo di famiglia benestante. Aveva la testa piena di sogni quando è salito sul barcone maledetto per cercare in Europa un futuro possibile. Invece è l'inizio di un incubo chiamato giustizia. Ecco, all'arrivo in Italia, Alaa è condannato a 30 anni di carcere con l'accusa di essere lo scafista responsabile della morte di 49 migranti nascosti nella stiva. In carcere Alaa non si fa sconfiggere dalla disperazione. Studiare, imparare diventa il suo modo di sopravvivere. Ma è l'incontro in carcere con Alessandra Sciurba, docente di filosofia del diritto, che lo trasforma in uno scrittore. È così che ci fa entrare nei ricordi della sua bella famiglia, nella spensieratezza della vita di quartiere a Bengasi, nella sacralità delle sue amicizie, e ci precipita nel suo inferno giudiziario. Allah non vuole la nostra pietà, cerca giustizia. Un romanzo di formazione è un romanzo epistolare, un resoconto in presa diretta che si fa stile letterario a pieno titolo. L'italiano è quello imparato in carcere per capire e farsi capire, scolpito in una nea lingua dal lessico originale, talvolta approssimativa nelle disinenze, nelle concordanze,
ma mai nella chiarezza dei ragionamenti e nella potenza espressiva di emozioni e sentimenti. La sua è la lingua speciale della testimonianza diretta, che ci concede il diritto di commuoverci fino alle lacrime. La destinataria delle sue lettere dal carcere sa ascoltare la sua voce, il suo respiro narrativo e ne incoraggia la funzione terapeutica. Ma il padrone della pagina è lui a imporre il metodo nel procedere della scrittura e lei lo rispetta, regalandogli l'accesso a quel surrogato di libertà che la letteratura concede perfino ai carcerati. Per questo racconto doloroso ma necessario, per questa storia esemplare di dignità e coraggio, la giuria del Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani conferisce il Premio Terzani 2026 a Alaa Faraj per la sua opera prima Perché ero ragazzo, Sellerio Editore 2025. Facciamolo vedere così. Ha fatto una lunga strada. Grazie. Ora vai a fare una lunga vita. Grazie mille. Ma non so se mi viene un farto dopo tutte queste emozioni. Grazie, voglio ringraziare pubblicamente Sonia Rangel non solo per le premie ma tutte le bellissime parole che hai detto, e lei e la sua giuria, i suoi figli per questa bellissima ospitalità e accoglienza. Non lo chiamerò mai il mio premio, è il nostro premio, è il vostro premio, perché questo è il premio, l'Italia che mi ha accolto, l'Italia che mi ha insegnato, l'Italia che mi ha reso uomo libero. Questo è il premio questo è il premio di Alessandra. Voglio ringraziare pubblicamente Antonio Selleri per il coraggio, perché ha pubblicato un libro di un ragazzo con 30 anni sulla spalla, non specificava una parola in italiano. Voglio ringraziare tutta la sua squadra Selleri che hanno lavorato tanto per questo libro. Voglio ringraziare la mia avvocatessa Cinzia Pecoraro. Dal primo giorno che l'ho conosciuto non mi ha detto mai tu farai, facciamo, noi andiamo avanti. Usava sempre il noi prima del io o del tu. Voglio ringraziare i guardie della polizia penitenziaria, voglio ringraziare le mie educatrici, le mie insegnanti, voglio ringraziare tutti i miei psicologi che mi hanno sostenuto. Voglio ringraziare tante persone in particolare che mi hanno ribaltato la vita. L'umanità in persona io la chiamo Alessandra Sciorba. Per chi non credo, voglio ringraziare Don Luigi Ciotti voglio ringraziarlo perché lui mi ha detto che io ho bucato il carcere e ho fatto uscire quella luce. Io credo che quella luce è la luce di Alessandro, non era la mia. Voglio ringraziare l'arcivescovo di Palermo, Don Corrado, che il mio incontro con lui mi ha ribaltato la vita.
Voglio ringraziare le professore Zagrebesche, perché quando ho letto il suo articolo io non capisco niente di sentenza. Quando riesco, allora a me sentenza veramente c'è qualcosa non va. Marino, un ringrazio speciale perché in ogni presentazione noi parliamo sempre di calcio, solo quando siamo al palco parliamo di rip. Parliamo sempre di calcio, lui sta male perché ti fa la Lazio e l'ha perso 3-0, per questo sta male. Facciamolo un bocca al lupo per il finale, dai. Io ho notato il Bremo è di legno e l'altro ieri, se non mi sbaglio, noi chiamiamo ministro dell'estero, però il capo come si dice, dipartimento dell'estero americano è andato a incontrare il Papa Leone. Il Papa Leone ha regalato una penna fatta di legno di olive, simbolo della pace. E se noi siamo oggi a onore questo nome, cognome, Tiziano Terzani, per chi è stato un uomo alla continua ricerca della pace. Lui andava incontrava le persone vere, non raccontava la guerra e la pace con l'intelligenza artificiale, andava di persona a raccontarla, andava a vedere la parte più sperduta del mondo. Quanto lui dice non saremo mai in pace, quanto gli altri sono in guerra. Effettivamente la guerra in Iran ma la stiamo soffrendo tutti quanti noi, il genocidio in Gaza ma lo stiamo soffrendo tutti noi perché la stiamo vivendo in diretta. Voglio ringraziare Tiziano Terzani, credo che ci ha unito tutti quanti noi oggi in questo posto e lui di lassù. Un grande applauso per lui. Credo che oltre alla libertà che mi ha dato il vostro paese ha uno strumento straordinario, si chiama la cultura, che un ragazzo viene fuori con la barca può scrivere un libro e arrivare a questo punto. Teniamoci stretto questa cultura, teniamoci stretto questo strumento straordinario chiamato letteratura, essere liberi, parlare di cultura, incontrarci, scambiarsi delle idee senza chiedere a chi credi, da dove vieni. Questa le cose che mi fanno perdere la testa nel vostro paese. Per questo io non guarderò mai quella parte, non attaccherò mai i magistrati, non saranno mai un problema, perché tutto quello che sto avendo oggi mi fa dimenticare quella parte. Grazie a tutti quanti voi, grazie a tutto questo meraviglioso teatro, grazie a questa città, grazie a questa regione straordinaria. Vi sarei grato a vita per tutte queste emozioni che voi regalate a me oggi. Voglio ringraziare veramente, non smetterò mai dal primo istante che l'ho vista a Luciana, per chi ha sentito tanto parlare di lei, ma abbiamo parlato di 10 minuti, un quarto d'ora, già il valore straordinario dell'essere umano. Voglio ringraziare la signora Angela di nuovo per la sua sensibilità e la sua accoglienza. Grazie a tutti voi. Magari chiederei a Angela, Ala e Alessandra di fare una foto insieme, senza microfoni, senza così. C'è una bella immagine di voi, tutti insieme. Grazie a Marino Sinibaldi che ha condotto questa serata, grazie a Luciana Castellina, a Don Franco Saccavini, a Alessandra Sciurba, a La Farage, grazie alla famiglia Terzani, alla giuria del premio Terzani. Vi ricordo che nel foyer troverete il libro Perché ero ragazzo, e Allah sarà felice di firmare le copie e di farvi una dedica. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, appuntamento al prossimo anno, viva il premio Terzani.